primavera del 2015 abbiamo capito che questi 2 o 3 affreschi futuristi facevano parte di un ciclo veramente di grande impatto. Ed è stato come da bambino spacchettare l'uovo Kinder e trovare dentro esattamente la sorpresa che volevi. Fantastico. Racconta la storia di Giulietta e Romeo ed è anche divertente perché riesce a intrecciare la storia di Giulietta e Romeo con il luogo, mettendo il proprietario di allora in mezzo a tutte le vivande. Noi sappiamo che Giulietta e Romeo si conoscono in una festa, in un banchetto. L'Olivo un po' da sempre è voluto essere Verona più, Verona verso il mondo. Continuiamo a mantenere viva questa tradizione dell'olivo pensando a delle ricette che ti aiutino a viaggiare e a scoprire sapori nuovi. Peschiamo dalla tradizione italiana, facciamo una bella frittura mista di mare insieme a delle verdure, però la friggiamo con stile tempura. E così arriviamo in Giappone. Anche il branzino, pesce tipico del nostro Mediterraneo, che però invece di abbinare con le solite verdure o le patate, accompagniamo con un fantastico couscous. Qui all'Olivo il progresso è positivo e quindi anche sulla pizza abbiamo deciso di abbracciare la tecnica di impasto più moderna possibile. Quindi fare uso dei lieviti di birra che esistono e che sono di ottima qualità e molto stabili per fare i cosiddetti impasti diretti, cioè degli impasti molto lineari dove si passa direttamente da farina, acqua e lievito all'impasto completo. Come ci si sente, Michael, tra futurismo, innovazione, creatività e tu in mezzo? È un po' come l'apprendista stregone in Fantasia, Topolino, che gioca con le ricette del maestro, ogni tanto gli scappa anche la mano, ma si diverte moltissimo.